Il maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Veneto, dal Veronese al litorale veneziano, passando per il Vicentino e la Marca Trevigiana. Il presidente Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Si è trattato di un evento diffuso e violento, dice Stefani, a causa del quale si sono verificati danni anche gravi, che sono ovviamente ancora in fase di definizione e di verifica e che potranno essere successivamente ricompresi nell'atto. Non lascerò nulla di intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite. Ma il maltempo non è finito, continuiamo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione meteorologica, ha dichiarato l'assessore all'ambiente e al clima del Veneto Elisa Venturini. Tra domani e sabato nuova fase di tempo instabile con la possibilità di rovesci temporaleschi, forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni anche intense, soprattutto nelle aree pianeggianti del centro-sud della regione. Bassa Veronese, provincia di Padova, la parte meridionale della provincia di Venezia e la provincia di Rovigo, i territori che potrebbero essere interessati dai fenomeni più significativi. Dichiarata quindi la fase di attenzione dalle 8 di domani fino alla mezzanotte.